Dove vogliamo arrivare? Vogliono far retrocedere il Treviso che è a novembre? Ce lo dicono. Non la facciamo neanche la trasferta. Facciamo un campionato a parte. Se è questo. Se vogliono far retrocedere il Treviso, ce lo dicono. Perché se non ci stiamo, non deve essere così. Perché noi in settimana facciamo sacrifici, ci alleniamo e ci spacchiamo anche il culo, ci spacchiamo. Provate certe cose no. Non va bene. Riesce a recuperare il Pavia, ma c'è Salvi in seconda battuta. Tarantino allarga sulla sinistra per Esposito, prova a salire il terzino ex Inter in mezzo, sì, il tocco, rete! Ma c'era fuori gioco. Vertice dell'area, Tarantino entra in area di rigore, punta Fasano, palla indietro Brunetti, fortunato! Anzi era Salvi, fischiato però fuori gioco a Brunetti. Redelli prova a mettere un po' d'ordine, buono il passaggio per la camera. Attenzione a Rosaia che era già ammonito ed arriva il secondo giallo per fallo di mano e quindi rosso, e l'arbitro Baldicchi va a cacciare adesso anche il mister del Treviso, Gennaro Ruotolo. Ora Capogrosso va a puntare Esposito, prova a entrare in area di rigore Capogrosso, lo slalom, va da solo Capogrosso ed è un gran gol del Pavia. Attenzione adesso a Piccone, si allarga Fortunato sulla destra, Fortunato 1 contro 1 con Di Chiara, prova al destro, ancora una volta Murato, ma c'è Bini, traversone, attenzione a Spinosa di testa in mezzo, Tarantino alto! E il Treviso si divora il pareggio quando siamo al 26esimo minuto. Adesso è proprio lui, dal dischetto contro Campironi, in mezzo a Colli, tiro, rete. Pavia 2, Treviso 0.